Grazie. Buonasera. A 400 anni dalla morte di John Fletcher, Domenico Lovascio, che è professore associato di letteratura inglese all'Università di Genova, oltre che essere fellow alla Royal Historical Society, e che è quindi uno specialista di teatro inglese della prima età moderna, ci parla di questo drammaturgo che è stato anche collaboratore di Shakespeare, no? Nell'Enrico VIII, eccetera. E in questo caso il relatore ci darà un profilo biografico e letterario molto particolare, studiando la figura di John Fletcher da un punto di vista, direi, inconsueto, che è quello del rapporto, no? Con il classico, eccetera. Grazie. Grazie a voi. Allora, mi sentite bene? Allora, io partirei dalla fine. Più vicino? Così va bene? Allora, John Fletcher è il drammaturgo inglese di maggior successo dell'epoca giacomiana. Muore nel 1625, verso la fine di agosto, qualche mese prima di compiere 46 anni. Dunque muore giovane per i nostri standard, ma in realtà è abbastanza giovane anche per gli standard della prima metà del Seicento. È vero che in questo periodo l'aspettativa di vita è tecnicamente inferiore ai 40 anni, ma questo è soltanto perché il tasso di mortalità infantile è estremamente elevato. Con un certo grado di approssimazione, noi possiamo dire però che al tempo, se si arrivava vivi a 15 anni, si avevano buone possibilità poi di arrivare almeno a 50 o 60. Fletcher purtroppo non ci arriva. Né ci arrivano molti dei suoi colleghi purtroppo. Christopher Marlowe muore in una rissa a 29 anni. Francis Beaumont muore dopo un ictus a 31. Robert Greene muore per una febbre a 34. Thomas Kidd, dopo essere stato torturato, a 35. E Thomas Middleton muore per cause a noi ignote a 47 anni. Nessuno di loro, dunque, arriva a 50. Quindi possiamo dire che la vita, il mestiere del drammaturgo nel 500-600 inglese non era per i deboli di cuore. Le circostanze della morte di Fletcher ci sono riferite dall'antiquario John Aubrey. Aubrey racconta di come Fletcher, invitato ad andarsene via in campagna con un cavaliere nel Norfolk o nel Suffolk, Aubrey non è sicuro, perché c'era la peste nel 1625 a Londra, Fletcher però rimane in città per farsi fare un vestito nuovo e, mentre il sarto lo sta confezionando, si ammala di peste e muore. Aubrey dice: questa notizia io l'ho avuta dal suo sarto una quarantina di anni dopo. Il sarto ora è molto anziano, dice, e lavora nella chiesa di St. Mary Overy a Southwark. La morte fermò il suo viaggio e lo depose in quella chiesa, la chiesa dove ora lavora il sarto. Aubrey non è sempre un biografo affidabile e il fatto che Fletcher non sia stato sepolto in una fossa comune durante un'epidemia di peste potrebbe sollevare qualche dubbio sulla veridicità del suo resoconto, dopo tutto. Tuttavia, non tutte le vittime di peste finivano in fosse comuni. Le persone più ricche o quelle ben connesse con personalità influenti, e Fletcher all'epoca era il principale drammaturgo della più importante compagnia teatrale del regno, i King's Men, gli uomini del re, e quindi aveva questo genere di connessioni influenti. Insomma, costoro riuscivano a rimediare sepolture individuali, anche se con cerimonie un po' più spartane e sbrigative. In questo caso la narrazione di Aubrey si allinea ai fatti storici. La sepoltura di Fletcher effettivamente è documentata come avvenuta presso St. Mary Overy, oggi cattedrale di Southwark, il 29 agosto 1625. Ed è più che plausibile che il sarto intervistato da Aubrey conservasse dei ricordi vividi della morte improvvisa di uno dei suoi clienti più illustri durante una
epidemia di peste devastante che causò ben 35.000 vittime, cioè il 20% della popolazione londinese. Forse Fletcher rinvia il suo viaggio per vanità, perché vuole un bell'abito nuovo, ma più probabilmente perché deve sottostare a certe regole sociali. Non può certo presentarsi nella dimora di campagna di un nobile senza un abito come si deve. Si trattiene a Londra più del dovuto, però, e questa decisione gli costa la vita all'apice del successo. E a 4 secoli dalla prematura scomparsa di Fletcher, per me è un onore e un privilegio celebrare l'anniversario tenendo una conferenza presso l'Accademia Ligure di Scienze e Lettere. Fletcher era nato a dicembre 1579 a Rye, nel Sussex, nella canonica del paese, questo perché il padre era ministro della chiesa di Rye, che ora è un ristorante. Fletcher's House, eccolo qui, prima erano solo delle tea rooms, da qualche anno è un ristorante vero e proprio, purtroppo non ho ancora avuto occasione di andare a mangiare al ristorante, vedete, tutto bello restaurato, e questa è l'insegna della locanda, diciamo. Fletcher quindi nasce a dicembre 1579 a Rye e nasce durante un'epidemia di peste, una delle più violente che abbiano mai colpito la cittadina di Rye. L'epidemia uccide 813 abitanti su circa 3.000, quindi spazza via oltre il 25% della popolazione in poco più di un anno. Miracolosamente il piccolo Fletcher sopravvive e dunque è ancora più tragicamente ironico che poi muoia proprio di peste a 45 anni. La peste quindi lo insegue fin dalla culla, poi lo incontra ripetutamente a Londra, facendo chiudere i teatri più volte, mettendo i bastoni tra le ruote alla sua attività, e infine approfitta di un suo passo falso per ghermirlo. Fletcher è il quarto di 9 figli, senza contare un paio di infanti morti, nati morti o morti poco dopo la nascita. Nasce in una famiglia fortemente protestante. Il nonno era un ecclesiastico e il padre, Richard Fletcher, era ministro della parola di Dio a Rye nel periodo in cui nasce John. In seguito Richard diviene decano di Peterborough e partecipa all'esecuzione di Maria Stuarda. È il cappellano reale durante l'esecuzione di Maria Stuarda. Le cronache del tempo raccontano che Richard Fletcher si inginocchiò sui gradini del patibolo e iniziò a pregare ad alta voce e a lungo, con uno stile prolisso e retorico, come se fosse determinato a farsi strada tra le pagine della storia. E alla morte di Maria, mentre il boia mostrava alla folla la testa, esclamò a gran voce: «Così periscano tutti i nemici della regina», con fervido entusiasmo. E fu anche in virtù di questo entusiasmo, oltre che della sua ambizione, che fu poi nominato in rapida successione vescovo di Bristol, Worcester e infine addirittura vescovo di Londra. Diviene persino cappellano della regina Elisabetta I. Ma commette un errore. Rimane vedovo alla fine del 1592 e un paio di anni dopo si risposa e questo lo fa cadere in disgrazia presso Elisabetta. Elisabetta non apprezza, 1, il fatto che un vescovo abbia tutta questa urgenza di risposarsi, e 2, l'identità della nuova moglie. Questa donna è Mary Gifford, è la vedova di Sir Richard Baker e si porta appresso la fama di essere una donna di facili costumi. La regina dunque ritiene questo matrimonio quantomeno inappropriato e bandisce Richard Fletcher dalla sua presenza. Richard ne soffre molto. Dopo qualche mese la frattura sembra ricomporsi, ma Richard muore improvvisamente a giugno 1596, lasciando ai figli la casa di Chelsea, ma soprattutto tanti debiti che aveva contratto almeno in parte per fare carriera più rapidamente. Sir John Hareton racconta che Richard Fletcher morì così, all'improvviso, mentre fumava tabacco seduto in casa, dicendo al servo che gli stava accanto e a cui era molto affezionato: «Oh boy, dai, ragazzo mio, muoio», e spirò. Alla morte del padre, John Fletcher, che non è ancora maggiorenne, probabilmente va a stare a casa dello zio Giles, non si sa bene per quanto tempo, 3 o 4 anni verosimilmente. Questo Giles, che è il fratello del padre,
vive a Londra e Giles era un giurista, un diplomatico e un letterato, noto soprattutto per una sua ambasceria in Russia, di cui scrisse un famoso resoconto. Quasi certamente Fletcher studiò all'Università di Cambridge, come il padre, il nonno, lo zio e il fratello maggiore, insomma l'università di famiglia era Cambridge, ma non è chiaro quale college abbia frequentato, se il Corpus Christi o il Queen's College. Non sappiamo nulla di certo, sostanzialmente, a proposito dell'attività e dei movimenti di Fletcher tra la morte del padre nel 1596 e il suo primo coinvolgimento nella scrittura di una commedia, The Woman Hater, il misogino, insieme a Francis Beaumont. In totale, Fletcher parteciperà alla stesura di circa 50 opere teatrali. È un canone vastissimo. Le sue prime opere furono scritte per lo più per le compagnie di ragazzi, i Children of Paul's, Children of the Queen's Revels, ma quando gli Uomini del Re, i King's Men, la compagnia di Shakespeare, iniziano a utilizzare un nuovo teatro, che è il Blackfriars, che è un teatro al chiuso e quindi è un teatro diverso per potenzialità sceniche, diverso per l'estrazione sociale del pubblico, rispetto all'altro teatro della compagnia, che è il Globe, che è all'aperto ed è più popolare, diciamo, per semplificare. Quindi, dovendo sfruttare le potenzialità di questo teatro che prima era utilizzato dalle compagnie di ragazzi, gli Uomini del Re si rivolgono a Beaumont e Fletcher, che conoscono e sanno sfruttare le potenzialità di questo teatro. Beaumont veniva da una famiglia di avvocati e giuristi ed era stato instradato anche lui alla medesima carriera, ma poi era stato rapito dalla letteratura e non era mai diventato avvocato. Non sappiamo esattamente quando, come o perché Beaumont e Fletcher decidono di entrare nell'arena del teatro commerciale. Di certo condividevano un retroterra sociale che li distingueva dalla maggior parte dei loro colleghi. Un critico ha efficacemente descritto Fletcher e Beaumont come il figlio declassato del vescovo e il figlio minore del giudice, che insieme cercavano un modo per guadagnarsi da vivere, dopo che erano cresciuti nel privilegio e avevano ricevuto un'istruzione che però non sapevano bene come impiegare. A conti fatti, sembra probabile che a spingerli verso la nuova professione non fosse solo l'ambizione di eccellere nel teatro e nella scrittura, ma una questione assai più semplice. Avevano bisogno di soldi. Sia Fletcher sia Beaumont si trovavano nella scomoda situazione di essere terzi figli maschi e le loro speranze di ereditare in modo significativo erano esigue. Aubrey, ad esempio, antiquario, racconta che Beaumont e Fletcher per un periodo vissero insieme a Bankside, un quartiere del borgo londinese di Southwark, Londra, vicino ai teatri, situato sulla riva sud del Tamigi. Entrambi scapoli, quindi dividevano le spese, non avevano famiglie da mantenere, dormivano insieme, dice Aubrey, condividevano in casa una ragazza, cui erano entrambi molto affezionati, condividevano gli stessi vestiti e avevano addirittura un mantello in comune. Chiaramente non possiamo credere ciecamente a quanto scrive Aubrey, ma sicuramente tra i due deve esserci stato non solo un sodalizio artistico, ma anche un'amicizia profonda. Non è del tutto chiaro come i due si siano conosciuti, ma è plausibile che questo sia avvenuto negli ambienti universitari. E probabilmente fu attraverso Beaumont che Fletcher conobbe i suoi mecenati, il conte e la contessa di Huntington, perché Beaumont e Henry Hastings, il quinto conte di Huntington, erano lontani cugini. Entrambi, Francis Beaumont e Henry Hastings, vivevano nell'Leicestershire. Hastings viveva a Ashby de la Zouch e Beaumont viveva a Grace-Dieu, che sono lontane solo una decina di chilometri. Esiste una lettera di Fletcher a Elizabeth Stanley, la contessa di Huntington, la moglie di Henry. Questa lettera dimostra la stretta relazione di Fletcher con questa famiglia e suggerisce che Fletcher condivideva la versione dei suoi mecenati
nei confronti delle spese eccessive della corte di Re Giacomo I e condivideva anche il desiderio di vedere il re rinunciare una volta per tutte al suo stucchevole pacifismo. Giacomo voleva passare alla storia come Rex Pacificus, il suo motto era Beati Pacifici. Uno dei suoi errori più grandi agli occhi dei sudditi fu la pace con la Spagna appena salito al trono nel 1604. E qui c'è una parte della lettera di Fletcher. Non è completamente olografa, ma la firma e la parte finale, insomma la dedica finale to the excellent and best lady and countess sono scritte da Fletcher. A un certo punto di questa lettera Fletcher scrive: non so se faremo guerra alla Spagna, e tra parentesi aggiunge I would we might, cioè però mi piacerebbe, rivelando anche un po' una tendenza politica conservatrice e guerraiola. Dopo The Woman Hater, Bowman e Fletcher scrivono insieme una tragedia, Cupid's Revenge, la vendetta di Cupido, che ha un discreto successo. A quel punto i due tentano, se così si può dire, la carriera solista. Tuttavia nessuno dei due riceve il riconoscimento personale auspicato. The Knight of the Burning Pestle di Beaumont, il cavaliere dal pestello ardente, splendente, è un fiasco nel 1607. E lo stesso avviene per The Faithful Shepherdess, la fida pastora, di Fletcher. Un'opera che, a differenza di quella di Beaumont, fatica ancora oggi a trovare ammiratori. Fletcher rimane sconcertato da questo fallimento e fa subito pubblicare il dramma in un'edizione in quarto. Questa è l'unica volta che Fletcher fa pubblicare di sua spontanea iniziativa una sua opera. Questa edizione è importante perché rivela il profondo coinvolgimento emotivo di Fletcher con questa sua creazione drammatica, perché la sua frustrazione e la sua delusione sono palpabili, tangibili nel paratesto del libro. Il paratesto è imponente perché contiene 4 poesie elogiative scritte da amici e colleghi di Fletcher, 3 dediche a mecenati, non si sa se effettivi o potenziali, e una prefazione diretta al lettore. Quindi qui vediamo la dedica a Sir Walter Aston, qui sono le dediche a Sir William Skipwith e a Sir Robert Townshend, quindi queste sono le 3 dediche a mecenati potenziali o effettivi, non sappiamo. Qui abbiamo To the Reader, la lettera insomma, al lettore, e poi abbiamo la dedica di Nathan Field, NF, e quella di questa è quella di Francis Beaumont. Ne mancano 2 perché la copia digitalizzata che ho trovato era mancante delle altre 2 che sono scritte da Francis Beaumont e da Ben Jonson. Questo apparato lo mostro perché è statisticamente molto insolito nel periodo, cioè è insolito all'epoca che ci siano tutte queste cose insieme a precedere un testo drammatico pubblicato. È come se Fletcher volesse creare una solida linea di difesa per la sua creazione artistica. Nella prefazione sostanzialmente Fletcher se la prende col pubblico, ignorante, privo di discernimento, e ha un tono amaramente sarcastico nei confronti di coloro da cui si aspettava applauso e approvazione, ma che invece sono colpevoli di non aver compreso il suo talento. Perché l'opera fallisce sul palco? Fallisce perché è troppo sofisticata, è troppo artificiale, troppo distaccata dalla realtà. Le radici di The Faithful Shepherdess si collocano nell'ultima moda letteraria italiana, a partire dal titolo che riflette quella del Pastor Fido di Giambattista Guarini. E nella prefazione Fletcher allude anche al compendio della poesia tragicomica di Guarini. Ha fatto i compiti Fletcher, insomma. Però The Faithful Shepherdess non è una riscrittura del Pastor Fido in realtà, perché non prende in realtà molto da Guarini, si ispira alla tradizione pastorale italiana in generale, attinge alle egloghe pastorali di Andrea Calmo, alla Minta di Torquato Tasso, alla Mirzia di Marcantonio Epicuro, al Pastor Vedovo di Dionisio Rondinelli e ai Falsi Pastori di Geronimo Bisaccioni. Sono testi oscuri che Fletcher legge in italiano perché non ci sono traduzioni disponibili a lui in nessun'altra lingua.
Il problema principale di The Faithful Shepherdess è che sembra più un poema che un'opera teatrale. Fletcher propone al pubblico un'opera statica, lirica. Il soliloquio domina. Gli ornamenti retorici finiscono per sopraffare l'azione. Battute troppo lunghe soffocano la dinamica della conversazione. C'è un'abbondanza, una sovrabbondanza di canzoni e la situazione finale non è poi così diversa da quella iniziale. A peggiorare la situazione contribuisce anche un linguaggio volutamente arcaico e formale. Sono tutti elementi che contribuiscono a creare un ritmo e uno stile che ricordano più il masque, cioè uno di quegli elaborati intrattenimenti di corte che tanto piacevano a Re Giacomo, ma che non erano tipici del teatro commerciale. Mi sono soffermato un po' più a lungo su The Faithful Shepherdess perché è grazie a questo fallimento che Fletcher diventa Fletcher e la sua carriera cambia. Ci vuole circa un anno perché Fletcher e Beaumont si riprendano dai rispettivi fallimenti, per poi riemergere con il successo sfolgorante di Philaster, Filastro, lo possiamo tradurre, che consolida il marchio Beaumont and Fletcher e dà il via alla moda della tragicommedia romantica. Fletcher impara dai suoi errori. Non tentò mai più di scrivere un'opera pastorale e abbandonò, in gran parte, non del tutto, le fonti italiane, dirigendosi invece sempre di più verso il materiale spagnolo e quello francese, che evidentemente trova più adatti ai gusti del pubblico. Inoltre, anche se la sua produzione conserverà sempre un certo grado di sofisticazione intellettuale, Fletcher capisce che l'arguzia e l'erudizione non possono mai eclissare l'obiettivo primario di un'opera teatrale, che è quello di intrattenere. Quindi cambia registro. Azione rapida, linguaggio colloquiale, trame intricate, scene emotive e colpi di scena all'ultimo minuto. Questi diventano gli ingredienti tipici della scrittura drammatica di Fletcher e gli garantiscono un successo ampio e duraturo. Altri grandi successi della coppia Beaumont and Fletcher sono A King and No King, Re e non Re, e The Maid's Tragedy, la tragedia della fanciulla. Insieme Beaumont and Fletcher scrivono un totale di 8 opere teatrali, che non sono poi molte sulle 50 totali del canone fletcheriano, ma sono opere decisive perché stabiliscono la reputazione e lo stile di Beaumont e di Fletcher. La collaborazione si interrompe nel 1612 perché Beaumont prima si sposa, poco dopo gli viene l'ictus e qualche anno dopo muore. Quindi nel 1612 Fletcher, non si sa se per sua iniziativa, se reclutato dalla compagnia, se chiamato direttamente da Shakespeare, ma insomma si avvicina a Shakespeare e i due decidono di unire le forze per scrivere un dramma. Anche questa è una tragicommedia romantica basata su un episodio del Don Chisciotte. Il Don Chisciotte, pubblicato nel 1605, aveva avuto un successo immediato in tutta Europa. All'inizio del 1612 era stato tradotto in inglese da Thomas Shelton. L'opera che scrivono si intitola Cardenio. Purtroppo è un dramma perduto di Shakespeare, o meglio, ne sopravvive probabilmente una parte sepolta all'interno dell'adattamento settecentesco di Lewis Theobald, Double Falsehood, doppia falsità, e quindi non abbiamo modo di verificare il valore letterario di quest'opera, ma i registri delle rappresentazioni a corte indicano che l'opera ebbe un certo successo perché fu messa in scena a corte almeno 2 volte, addirittura una volta in una rappresentazione speciale per l'ambasciatore del duca di Savoia. La calorosa accoglienza riservata a questo Cardenio sarà stata sicuramente un incentivo per Fletcher e Shakespeare per continuare a collaborare in King Henry VIII, Enrico VIII, e The Two Noble Kinsmen, i 2 nobili congiunti. La collaborazione tra i due sembra essere durata un anno e mezzo, tra il 1612 e il 1613, aiutò Shakespeare a prepararsi per il pensionamento a Stratford-upon-Avon e facilitò l'avvicendamento tra i 2 drammaturghi, perché Fletcher prese poi il posto di Shakespeare come drammaturgo principale dei King's Men, gli uomini del re. Quindi dopo il pensionamento e la morte di Shakespeare nel 1616, e nel 1616 abbiamo detto muore anche Beaumont, quindi a distanza di meno di 2 mesi Fletcher perde i suoi 2 collaboratori.
Fletcher diviene il principale drammaturgo dei Kingsmen e non scriverà più per nessun'altra compagnia. Trova un nuovo partner, un nuovo collaboratore nel più giovane Philip Massinger. Insieme scrivono ben 18 opere, a volte avvalendosi dell'aiuto del più giovane Nathan Field, un ex attore delle compagnie di ragazzi che era diventato anche drammaturgo. Le collaborazioni con Massinger non sono celebri come quelle con Beaumont, ma sono molto interessanti e offrono alcune, in realtà offrono alcune delle prove migliori di Fletcher. Ed è proprio nel periodo in cui lavora con Massinger che Fletcher raggiunge l'apice del successo, prevalentemente attraverso la scrittura di commedie e tragicommedie. Tutto suggerisce che Fletcher preferisse collaborare piuttosto che lavorare da solo. Tra i 52 drammi, che includono indiscutibilmente materiale scritto da Fletcher, contando anche quelli perduti, solo 19 possono essergli attribuiti in esclusiva. Scrisse 8 opere con Beaumont, 3 con Shakespeare, una con William Rowley, una con Field e 18 con Massinger. Massinger emerge quindi come il collaboratore più importante e assiduo di Fletcher, perlomeno in termini quantitativi. E Massinger poi quando morì chiese sostanzialmente di essere sepolto insieme a Fletcher. Fletcher fu anche l'unico drammaturgo ad avere l'onore di avere le sue opere teatrali raccolte in un prestigioso volume in folio, onore condiviso con Shakespeare e Ben Jonson. Questo è il first folio, il primo folio del 1647, poi ci fu una seconda edizione espansa nel 1679. La fama di Fletcher si mantenne elevata per tutto il Seicento, per poi calare progressivamente dopo la prima decade del Settecento. In Italia Fletcher è pressoché sconosciuto, come dimostra il fatto che solo 3 dei suoi drammi, esclusi quelli scritti con Shakespeare, sono stati tradotti in italiano, ossia Filastro, che sarebbe Philaster, La tragedia della fanciulla, The Maid's Tragedy, e Il domatore domato, che sarebbe The Tamer Tamed, che è una specie di sequel della bisbetica domata. Muoviamoci adesso verso la seconda parte di questa conferenza, ossia il rapporto di Fletcher con i classici. A prima vista, le opere nel canone di Fletcher non sembrano quelle di un autore particolarmente incline al classicismo. Intanto Fletcher non amava ambientare le sue opere nel mondo classico. Le ambientava molto più di frequente in un'Europa continentale più o meno contemporanea. Meno di un sesto delle sue opere sono ambientate nell'antichità. In più, quando Fletcher ambienta le sue opere nel mondo antico, le ambientazioni non sono sempre credibili. Nel caso dei drammi romani, l'ambientazione è sufficientemente curata, ma le cose stanno diversamente quando si tratta delle ambientazioni greche. In questo caso le atmosfere sembrano evocare più il romanzo greco che il teatro o la storiografia greca antica. Le fonti narrative preferite da Fletcher sono testi in volgare, non in latino o in greco. Anche se echi da autori come Ovidio, Giovenale, Orazio e Virgilio non sono certo rari nelle sue opere, il ricorso di Fletcher ai testi classici per costruire le trame è meno frequente. Fletcher sceglieva di ispirarsi principalmente a testi inglesi, spagnoli e francesi, e anche quando attingeva a testi latini o greci, preferiva lavorare con traduzioni, rielaborazioni, compendi, talvolta addirittura affiancando testo di partenza e traduzione, malgrado il suo latino fosse senza dubbio più che sufficiente per evitare l'uso di queste traduzioni, come vedremo tra poco. Fletcher ha un rapporto, diciamo, discontinuo con i classici e non pare che avesse un autore preferito. Come non so, Shakespeare di solito si dice che i suoi preferiti sono Plutarco e Ovidio, no? Fletcher non ha un autore preferito. L'unico testo latino a cui Fletcher ricorre più di una volta è l'Oratorum et Rhetorum Sententiae Divisiones Scholores di Seneca il Vecchio,
che è una raccolta di argomenti per l'istruzione retorica divisa in due parti, controversie e suasorie. Fletcher usa questo libro per costruire le trame di 3 suoi drammi. E anche in questo caso non possiamo dire che usare lo stesso testo per 3 drammi su circa 50 possa segnalare una preferenza marcata. Tanto più che quest'opera di Seneca il Vecchio può essere considerata come una sorta di libro di testo dell'epoca, perché forniva un'abbondante riserva di spunti per le cosiddette questiones, che erano delle esercitazioni scolastiche, dette anche argumenta in utramque partem, cioè delle esercitazioni attraverso cui gli studenti appunto si esercitavano ad argomentare utramque partem da entrambi i lati di una questione. Questi esercizi erano cruciali per la formazione di futuri avvocati, giudici, chierici, diplomatici. Per pura coincidenza, questi esercizi contribuirono anche all'emergere di una generazione unica di drammaturghi talentuosi, perché avevano stimolato negli studenti l'abitudine a immaginare delle prospettive diverse intorno allo stesso problema e l'abitudine di mettersi, per così dire, nei panni degli altri, il che rese per questi studenti poi più facile delineare con efficacia dei personaggi da palcoscenico. Quindi l'interesse letterario più intenso e duraturo di Fletcher si rivolgeva ai testi continentali contemporanei. E anche la scelta di quei testi greci o latini cui di tanto in tanto attingeva per creare i suoi intrecci segnala una forma di disinteresse per i testi che rappresentavano l'età dell'oro della letteratura e della storia classica. Sì, Fletcher qui e là ricorre alla Lisistrata di Aristofane, all'Alcesti di Euripide, la Ciropedia di Senofonte, il Curculio di Plauto, le Vite di Plutarco e così via. Però questi, diciamo, sono per Fletcher degli incontri occasionali. Fletcher preferisce indirizzarsi verso altri tipi di testi e narrazioni quando vuole plasmare storie e trame a partire dalla storia antica. E un caso esemplare sta nelle origini della tragedia Rollo, Duke of Normandy o The Bloody Brother, quindi Rollone, Duca di Normandia o il fratello sanguinario, perché gli eventi rappresentati nell'opera, anche se ambientati in Normandia, sono basati sulla storia degli imperatori romani, Antonino Caracalla e suo fratello minore, Geta, come riportato nella storia di Erodiano. Erodiano è uno storico greco che tratta degli imperatori romani dopo Marco Aurelio. E Fletcher lo legge in una traduzione inglese di Nicholas Smith, o Smythe, non sono sicuro, che traduce, questo Smith traduce un testo già tradotto dal greco al latino da Poliziano. Nell'adattare questa narrazione per il palcoscenico, Fletcher e i suoi collaboratori cambiano l'ambientazione dall'impero romano alla Francia medievale e cambiano anche i nomi dei personaggi. Fletcher e i suoi collaboratori consultano anche la storia romana di Cassio Dione, che era disponibile in tante lingue, ma non in inglese, era disponibile in greco, latino, francese, italiano, ma non in inglese. E usano anche la traduzione di Simon Patrick del discorso sui mezzi per governare bene e mantenere in buona pace un regno o un altro principato di Innocent Gentillet. La scelta e la gestione delle fonti classiche da parte di Fletcher in questo caso specifico sono rappresentative del suo modus operandi e ci permettono di fare una serie di considerazioni generali. In primo luogo, Fletcher seleziona Erodiano e Cassio Dione, storici che scrivevano nel III secolo d.C., cioè all'alba di quel periodo, oggi etichettato come tarda antichità. In secondo luogo, Fletcher sceglie storici di origine greca che scrivono a proposito di Roma, il che implica un certo grado di distacco autoriale, una prospettiva un po' più distante nella narrazione. In terzo luogo, nessuno dei due autori, Erodiano o Cassio Dione, fa parte del curriculum delle grammar school, dove l'obiettivo principale erano la padronanza del latino e lo studio e l'imitazione delle opere di quegli autori latini che si riteneva avessero raggiunto l'apice dell'eloquenza retorica, della dizione poetica o dell'espressione drammatica, quindi Cicerone, Livio, Ovidio, Seneca. 4. Nel caso di Erodiano, Fletcher ricorre a una traduzione inglese, nonostante avesse la possibilità di consultare il testo in traduzione latina.
Quinto, il testo di Erodiano che utilizza era pubblicizzato come la traduzione di una traduzione, il che significa che presentava i fatti, come dire, a una doppia distanza culturale. Infine, Fletcher combina le narrazioni antiche con un testo contemporaneo francese. Queste sono le caratteristiche del modus operandi di Fletcher nel suo rapporto con i classici, che si trovano anche in altri suoi testi. Ora voglio concentrarmi su uno di questi aspetti, ossia il distanziamento dai testi classici canonici, quelli che Fletcher conosceva come le sue tasche, avendo studiato alla Grammar School. Quindi per lui sarebbe stato più conveniente attingere a quelli per le sue opere, perché c'era molta pressione nel teatro inglese del tempo, c'era molta pressione sui drammaturghi per scrivere, per fornire drammi nuovi. E quindi è plausibile interpretare la decisione di Fletcher di ricorrere a testi diversi da quelli come un segnale di una certa insofferenza da parte sua nei confronti di ciò che aveva appreso a scuola faticosamente, mediante un'infinita, tediosa e incessante ripetizione caratteristica di quel tipo di scuole. Mentre il padre, Richard, era decano di Peterborough, Fletcher frequentò la Grammar School della cattedrale della città, un'istituzione incredibilmente rigida. Gli studenti dovevano essere a scuola ogni giorno feriale alle 6 del mattino, sia in inverno sia in estate. La giornata iniziava con alcune preghiere devote. Poi gli studenti leggevano testi in latino, li traducevano e li memorizzavano il lunedì, il martedì, il mercoledì e il giovedì. Il venerdì ci si aspettava che gli alunni recitassero a memoria tutti i testi latini della settimana e li analizzassero. E ci si aspettava che nel pomeriggio ripetessero tutte le lezioni della settimana fino alle 4. Infine, il sabato mattina veniva assegnata una lezione da studiare e ripetere senza libro il lunedì successivo. È un metodo traumatico, ma sicuramente alla fine il latino l'avevano imparato. L'enfasi sulla ripetizione e sull'apprendimento mnemonico doveva essere assolutamente insopportabile. C'era pochissimo spazio per il divertimento. Questi sono bambini tra i 9 e 12 e 13 anni qui a Peterborough. C'era pochissimo spazio per il divertimento e gli alunni avevano il permesso di giocare solo una volta alla settimana. Essendo una scuola legata alla cattedrale, poi, si attribuiva particolare importanza alla partecipazione alle funzioni religiose, tanto che i ragazzi dovevano andare a messa in cattedrale alle 5 del mattino, quindi prima delle preghiere a scuola delle 6. È comprensibile che Fletcher avesse maturato un certo grado di esasperazione o di risentimento nei confronti di questo sistema scolastico e che di conseguenza non avesse particolare inclinazione a utilizzare per la sua arte drammatica i testi che aveva studiato a scuola. In aggiunta a questo, però, la sua predilezione per i testi della tarda antichità derivava probabilmente anche da un interesse personale per le cronache dell'epoca dell'Impero Romano, piuttosto che della Repubblica Romana. Infatti Fletcher, quando porta in scena Roma antica, porta in scena l'epoca imperiale, anziché quella repubblicana. Tuttavia, il ricorso di Fletcher a Erodiano, Cassiodione, ma ci sono anche Giuseppe Flavio, l'Historia Augusta, Procopio, Pausania e Giustino, può rivelare ancora qualcosa di più. È sempre un rischio cercare di fornire una descrizione troppo generalizzata di opere di diversi autori attivi nel corso di 5 secoli, cioè nel periodo della tarda antichità. Però è possibile, credo, identificare alcune caratteristiche che accomunano le opere degli storici della tarda antichità e che le distinguono dagli autori più canonici come Sallustio, Livio e Tacito, e che potrebbero aver reso questi testi più appetibili per Fletcher. In termini generali, sempre, la narrazione storica della tarda antichità diventa più frammentaria e disgiunta, la struttura sintattica è più convoluta e il gusto per l'aneddoto e il pettegolezzo è più palpabile. Queste caratteristiche sembrano adattarsi particolarmente bene all'arte drammatica di Fletcher. Per lui la periferia
narrativa, diciamo, è spesso tanto rilevante quanto il centro. A volte una singola scena è più importante di un intero atto e ci sono dei momenti che lasciano un'impressione duratura e spesso oscurano la coerenza complessiva del dramma. Inoltre questi storici esprimevano una visione cupa dell'impero romano e in generale della vita, spesso più pessimistica rispetto a quella fornita dagli storici dell'età dell'oro. E questo è un aspetto che sembra aver influenzato la visione di Fletcher di una Roma imperiale decadente e disorientata. Tutto sommato, dalle opere di Fletcher non traspare alcuna particolare reverenza nei confronti dei testi classici. Anzi, c'è sempre un certo scetticismo e un certo distacco. Per lui i classici non hanno alcuna solennità. Li usa come se fossero uguali a qualsiasi altro autore. Addirittura preferisce basare il suo dramma Bonduca sulle cronache di Raphael Holinshed anziché su Tacito e Cassiodione. Questa assenza di reverenza gerarchica nei confronti dei classici si osserva molto chiaramente nel contesto dei drammi romani di Fletcher, perché qui Fletcher mette spesso la storia romana portata in scena da Shakespeare sullo stesso piano dei racconti degli storici classici, al punto da intrecciare le riscritture drammatiche shakespeariane della storia romana con i resoconti storiografici. Insomma, per Fletcher Shakespeare è storia. I drammi romani di Fletcher sono 4, sono Bonduca, Valentinian, The False One e The Prophetess. The False One e The Prophetess scritti insieme a Massinger. Bonduca porta in scena la rivolta e il suicidio di Boadicea sotto Nerone. The Prophetess drammatizza l'ascesa di Diocleziano al trono imperiale e il suo successivo abbandono del potere. Valentinian rappresenta la tirannia di Valentiniano III. E The False One si concentra sulle vicende di Giulio Cesare in Egitto con Cleopatra, ma tratta Cesare come imperatore sostanzialmente, anche se non è imperatore nella forma. Un esempio che si può illustrare brevemente di come Fletcher integri Shakespeare tra le sue fonti storiche, diciamo, lo troviamo in Valentinian. Valentinian è in conversazione con il Julius Caesar di Shakespeare, con il Giulio Cesare di Shakespeare. L'imperatore valentiniano si invaghisce di Lucina. Lucina è la moglie del senatore Massimo e Valentiniano con l'inganno la attira a corte e abusa di lei. Come da copione lei si suicida. E Massimo decide di vendicarsi sull'imperatore, ma deve fare i conti con il generale Ezio, che è un suo amico fraterno, ma allo stesso tempo è incrollabilmente fedele all'imperatore, malgrado i suoi abusi e la sua corruzione. Massimo sa dunque che Ezio non approverebbe mai il suo piano. E Fletcher crea un chiaro legame con Shakespeare attraverso il famoso monologo di Bruto. Quando Massimo dice "There's no way else to do it, he must die", non c'è altro modo di farlo, deve morire, sembra avere in mente proprio le parole di Bruto, "It must be by his death". In entrambi deve essere con la sua morte. In entrambi i monologhi un senatore romano riflette sulla possibilità di assassinare un amico, Ezio nel caso di Massimo e Cesare nel caso di Bruto. Entrambi i monologhi si aprono con la proclamazione di una decisione già presa, espressa attraverso una sequenza di parole monosillabiche. "There's no way else to do it, he must die, it must be by his death". Come Bruto, che ha deciso di agire perché potrebbe succedere qualcosa, "and since the quarrel will bear no color for the thing he is, fashion it does", e poiché l'accusa non trova appigli in quel che egli è ora, mettiamola così. Insomma, dopo tutto, lui dice Cesare non ha fatto ancora niente di particolarmente grave, però potrebbe. Massimo ha deciso di sbarazzarsi di Ezio, dice "If I offer to take my way without him like a sea, he bears his high command twixt me and vengeance, and in my road sinks me", ossia perché se tento di procedere senza uccidere prima Ezio, lui come un mare, come un oceano si frapporrà tra me e la vendetta e vanificherà il mio tentativo. Valentinian però suggerisce che, data l'inflessibile lealtà di Ezio verso l'imperatore, Ezio lo dice proprio a chiare lettere, questo è l'unico esito possibile per Massimo se non si libera di Ezio prima di vendicarsi di Valentiniano.
Quindi la previsione di Massimo è basata su una valutazione più obiettiva, più affidabile della realtà rispetto a quella di Bruto, che sostanzialmente inventa scenari futuri che non necessariamente rispondono al vero, nel senso che non ha elementi reali per prevedere cosa Cesare potrebbe fare se non lo uccidono. Inoltre Massimo non cerca mai di razionalizzare la sua decisione, illudendosi, come fa invece Bruto, che questa decisione derivi da una preoccupazione disinteressata per il bene comune. Massimo è pienamente consapevole che sono solo motivazioni personali che lo spingono a intraprendere questa azione sanguinosa. E nel descrivere la sua decisione come a hard choice and a fatal, una scelta difficile, fatale, Massimo appare dotato di una consapevolezza più profonda rispetto a Bruto, che invece non riesce a prevedere eventuali ripercussioni negative del suo progetto. Lui si aspetta che tutti lo vedano come un liberatore. Le ripercussioni negative del gesto distruttivo che si accinge a compiere, invece Massimo ne è consapevole. "'Tis my killing, Acis is my root, and with him, like a decaying branch, I fall to nothing." Uccido me stesso, Ezio è la mia radice, se appassisce morirò anche io. Quindi il precedente shakespeariano, che si staglia sullo sfondo, conferisce una sorta di capacità di premonizione al personaggio di Fletcher. In qualche modo è come se Massimo conoscesse la storia di Bruto, così come è rappresentata da Shakespeare, e dunque prendesse le sue decisioni tenendo conto di quella storia come di un exemplum. In altre parole, nella prospettiva di Fletcher, Shakespeare è già un classico. I drammi romani di Shakespeare diventano, per Fletcher, un inventario di situazioni potenziali capaci di fornire ai suoi personaggi una maggiore consapevolezza di sé, che li aiuta a comprendere meglio se stessi e il mondo che li circonda. Ho potuto fare solo un esempio, ce ne sarebbero moltissimi. Per dire, in The Prophetess, tutta la caratterizzazione di Diocleziano non è basata sul Diocleziano, poco basata sul Diocleziano storico, ma è basata sull'Antonio shakespeariano, sia in Giulio Cesare che in Antonio e Cleopatra. Diocleziano sostanzialmente impara dagli errori di Antonio, ci sono tutta una serie di parallelismi in questo senso. L'esempio più facile, più rapido da proporre è che Diocleziano a un certo punto ha la possibilità di scegliere tra una donna semplice e morigerata e una lasciva e sofisticata, e sceglie quella semplice, insomma sceglie Ottavia e non sceglie Cleopatra, e quindi non va in rovina. Per concludere, dunque, l'idea che il passato sia in qualche modo superiore al presente sembra essere del tutto estranea al canone fletcheriano, che tratta passato e presente come se fossero allo stesso livello. Il modo sincretico, eclettico, in cui Fletcher legge e usa i classici, la sua incessante contaminazione di antico e contemporaneo, il suo interesse per un passato lontano già filtrato attraverso occhi francesi e inglesi, rendono il suo modo di rapportarsi alle fonti classiche una forma singolare e irriverente di addomesticamento culturale, che è capace di incorporare diverse voci, mescolando passato e presente, Roma e Inghilterra, storia e teatro. Questo rende il suo rapporto con i classici e i suoi riutilizzi dell'antichità classica meno immediatamente individuabili, ma non per questo meno interessanti e avvincenti, e vi ringrazio per l'attenzione. Molte grazie per questa conferenza, che posso definire brillante e sofisticata allo stesso tempo, se mi è concesso. Grazie. Bene, ci sono degli interventi, delle curiosità su un testo così complesso? Prego. Sì, ciao. Domenico, una cosa che mi colpisce sempre quando si parla di questi testi, di come viaggiavano all'epoca, è la velocità e anche la disponibilità, no, di questi materiali. Ma come faceva Fletcher a leggere tutte queste? Chi li aveva? Come arrivavano in Inghilterra tutti questi libri
tra l'altro spesso non quelli importanti, ma anche quelli, diciamo, oscuri e marginali. Sì. Allora, ci sono alcune ipotesi, nel senso che non lo sappiamo per certo. Fletcher ha un amico che è James Mabb. James Mabb è un traduttore ed è un esperto, è un ispanofilo, diciamo, è un esperto di letteratura spagnola e ha delle connessioni con il conte di Gondomar, che è ambasciatore spagnolo a Londra. Gondomar porta a Londra una parte della sua biblioteca, lei ha una biblioteca sterminata molto famosa, e è possibile che Mabb prendesse alcuni di questi libri e li rendesse disponibili a Fletcher. Quindi Mabb è uno, diciamo, dei sospettati rispetto a questa possibile circolazione dei testi, soprattutto quelli spagnoli. Come gli arrivano i testi italiani che ho citato quando parlavo di The Faithful Shepherdess, non lo possiamo sapere, ma lui ha un fratello maggiore che è Nathaniel, che è il primogenito della famiglia, che diventa un ecclesiastico e va ad aiutare Henry Wotton a Venezia. E rimane a Venezia, se non erro, dal 1604 al 1606, per 2 anni. E alcuni dei testi cui Fletcher attinge effettivamente escono in quel biennio. Quindi è anche possibile che quelli glieli abbia portati il fratello. Cioè io credo che non ci fosse una fonte sola, ma che le possibilità fossero molteplici. Ci sono anche i suoi mecenati, il conte e la contessa di Huntingdon, che sappiamo facevano circolare libri nel loro network. Principalmente erano libri religiosi, però non solo quelli. Chiaramente mancano le prove definitive di queste cose, però probabilmente circolavano in questo modo. Ma per prima cosa voglio congratularmi con Domenico Lovaggio, perché ci ha fornito proprio una gran bella lezione sia sul versante biografico che sul versante propriamente critico letterario, diciamo così. E questo detto senza complimenti, è veramente, sinceramente. No, una curiosità, tu hai ricordato che la fama di Fletcher poi declina abbastanza rapidamente. Ci puoi dire qualcosa di più su quello che è successo dopo, quando si è incominciato a rileggere Fletcher, e qual è lo status dell'arte oggi? Che so che tu stai scrivendo la prima biografia di Fletcher. Il fatto che sia la prima biografia, è già significativo di una scarsa fortuna dell'autore. Ecco, su questo ritorno o recupero di un corpus imponente, no? In Italia l'hai ricordato quasi assente praticamente. Sì. Ecco, ci puoi dire qualche cosa? Sì, allora, diciamo, la reputazione di Fletcher e Bowman e Fletcher, dove i due nomi sono indissolubili sostanzialmente, è ancora altissima nella restaurazione, perché molti drammi scritti nella restaurazione si ispirano o sono degli adattamenti o comunque replicano delle situazioni di... Quando poi si passa al Settecento e si passa al romanticismo, il dramma fletcheriano è un dramma principalmente di intreccio, non c'è un grande approfondimento psicologico. E quindi soffre nel confronto con Shakespeare, e soffre soprattutto poi la condanna di Coleridge, che segna la reputazione critica di Fletcher. Fletcher viene considerato, insieme a Beaumont, una sorta di sicofante del re, quando invece studi più recenti hanno dimostrato che in realtà i drammi di Fletcher sono molto critici nei confronti delle posizioni assunte da Giacomo, e soprattutto si mette molto l'accento in negativo su alcune scene piuttosto esplicite, diciamo a livello erotico. Si pone l'accento sul fastidio provocato dal titillamento sessuale dei drammi di Fletcher, che in realtà è solo una piccola porzione di quello che possono offrire i suoi drammi. C'è un tentativo di rivalutazione della reputazione di Fletcher negli ultimi 15-20 anni, direi, che ha portato a una serie di edizioni critiche di suoi drammi per
per la serie Arden di Bloomsbury, per Manchester University Press e così via. Ci sono sicuramente stati più studi critici, anche più studi critici diciamo approfonditi. Io appunto sto tentando di scrivere una biografia di Fletcher, che ancora non so con quale editore uscirà, e alcuni colleghi e amici di Londra pare che stiano mettendo su una nuova edizione delle opere complete di Fletcher per Oxford University Press, perché esiste un'edizione delle opere complete di Fletcher pubblicata da Cambridge, che è stata pubblicata tra il 66 e il 96, però è un'edizione, sono 10 volumi, perché ovviamente essendo una cinquantina di drammi ci vuole tanto spazio, ma non c'è praticamente commento, sono testi in old spelling, non modernizzati, senza commento, e c'è solo attenzione allo stabilire il testo più, diciamo, corretto, tra virgolette, possibile. Quindi in realtà è un'edizione che è solo per specialisti, non è per i lettori. Okay? Quindi c'è quest'idea di creare una nuova edizione delle opere complete di Fletcher che non so in quanti volumi dovrà essere contenuta per avere il commento a piedi pagina, e non so neanche quanti anni ci vorranno a completarla, visto che l'edizione delle opere di Johnson, che è uscita nel 2012, sono 7 volumi, e Johnson non ha scritto così tanto, pur avendo scritto moltissimo, e ci sono voluti 15 anni per completare quella. Per cui mi immagino quanto potrebbe volerci per completare questa. Comunque sì, c'è un tentativo di rivalutazione, perlomeno in Inghilterra, tra l'Inghilterra e gli Stati Uniti. E, insomma, le premesse sono incoraggianti. C'è qualche intervento? Perché Shakespeare invece non ha mai avuto, è osannato in tutto il mondo e non ha mai avuto questi periodi di decadenza, eccetera. Sono le sue commedie, i libri più venduti. Ma allora in realtà c'è un breve periodo di decadenza che è diciamo proprio subito dopo la guerra civile, perché nella seconda metà del Seicento in realtà Johnson e Fletcher sono più popolari di Shakespeare, però questo dura poco, perché poi principalmente attraverso la critica romantica Shakespeare viene osannato e ammirato soprattutto per le sue tragedie, perché le tragedie di Shakespeare sono concentrate sul singolo, lo scavo, cioè lo scavo psicologico dell'individuo, che quindi è più ha una caratteristica che gli permette una maggiore longevità, gli permette una pretesa all'universalità. Si dice spesso che Shakespeare è universale, poi non è completamente vero, nel senso che anche le opere di Shakespeare portano il segno dell'epoca in cui sono state scritte, però c'è quella componente psicologica, c'è quella componente del trattamento dei sentimenti e delle emozioni in un certo modo che rimane ancora sufficientemente attuale da permettere al lettore, secondo me, di avvicinarsi a Shakespeare con meno mediazione. Per avvicinarsi a Fletcher, per avvicinarsi a Johnson o a Middleton, che per chi ha avuto un minimo di training, diciamo di addestramento, sono drammaturghi molto interessanti, per certi versi anche più abili di Shakespeare. Per me personalmente The Alchemist, l'alchimista di Johnson, è una commedia superiore a tutte quelle di Shakespeare, ma è più difficile accedere all'umorismo di Johnson, è più difficile accedere alla tragicommedia di Fletcher senza conoscere le coordinate storiche del periodo. Invece esiste un livello delle tragedie shakespeariane che è immediatamente accessibile anche senza sapere sostanzialmente niente del periodo storico. Poi è chiaro che per approfondire è necessario, e alcuni drammi di Shakespeare davvero portano il segno del tempo, però meno rispetto a quelli dei suoi contemporanei. Arrivo. Ho
oltre che associarmi ai complimenti Grazie. per la sua conferenza, la ringrazio anche per avermi fatto conoscere una parte di letteratura inglese che sinceramente non conosco e non conoscevo, e quindi non posso parlare da competente. Se posso fare la battuta, devo dire che oggi noi ci riteniamo tutti molto, come dire, soddisfatti per il fatto di avere mezzi ultrapotenti, internet, abbiamo tutto, possiamo avere tutto, leggere tutto, vedere tutto. Però a quell'epoca internet non ce l'avevano, ma come lei ha spiegato ci riuscivano ad avere in qualche modo. Certo, era più limitato, riguardava solo poche persone, però comunque questa capacità di diffondere la conoscenza e diciamo i testi letterari eccetera, insomma funzionava abbastanza anche a quell'epoca. Grazie ancora. Grazie. Ci sono altri interventi? Addirittura, se posso, sappiamo anche che c'era addirittura una circolazione di manoscritti. C'è un dramma di Fletcher che è Love's Cure, che è basato su un'opera, un dramma spagnolo, però questo dramma, e Love's Cure è del 1615 più o meno, ma il dramma spagnolo viene pubblicato molto dopo. E le somiglianze sono tali che non può averlo sentito, deve averlo avuto davanti. Questo significa che questo manoscritto era stato probabilmente ricopiato e copie del manoscritto circolavano, e effettivamente il collega che se ne è occupato ha trovato delle copie manoscritte di questo dramma, probabilmente non quella utilizzata da Fletcher, che circolavano, quindi c'erano molteplici strade, ecco, anche senza internet, si arrangiavano in un altro modo. Sì. Complimenti per la interessante conferenza. Quando parli della prima fase che dici con l'altro collaboratore che fa opera, teatro, come si define opera, teatro, tutte e due, o non si capisce bene lo stile? No, non ho capito. Quando parli di opera, teatro. No, sono tutti drammi, sono tutti drammi teatrali. Non è che opera mischiata con teatro? No, sono tragedie, commedie, tragicommedie. Okay. Poi è vero che ci sono, in alcuni casi c'è uno stile molto emotivo, e quindi alcuni di questi sono stati adattati come melodrammi, come ad esempio Bonduca, ma sono adattamenti successivi. Sì, sono tutti drammi teatrali. Sì. Voglio fare solo un'osservazione, che il commercio dei libri in realtà era molto diffuso, cioè era proprio un'attività intensissima, e ci sono degli studiosi, pochi, raffinatissimi, che studiano proprio il commercio dei libri, il cambiamento anche a volte del loro contenuto. Ci sono delle questioni importanti non sempre note, come per esempio inserire o togliere dei sedicesimi, in particolare per i libri di materia cosiddetta religiosa. E questa confezione tipografica cambiava a seconda del mercato a cui questi libri erano destinati, quindi è un settore davvero ben articolato. E la domanda che mi veniva da fare, ma si ha una idea di quale potesse essere la personale biblioteca di Fletcher? Lei ha parlato di quali potessero essere i suoi riferimenti, anche rappresentati da persone che potevano avere manoscritti o potevano essere diffusori di testi, ma a volte si possono avere delle informazioni su personali biblioteche. Questa mi pare difficilissima. Non rimane nessun libro che possa essere riconducibile in maniera diretta a Fletcher. Il testamento del padre, Fletcher ha due fratelli maschi, Nathaniel e Theophilus, sono entrambi più vecchi di lui.
Ma quando il padre fa testamento lascia i libri soltanto a Nathaniel e a John e non a Theophilus, probabilmente perché Theophilus non ha inclinazioni letterarie, non lo so, e effettivamente poi Theophilus diventa soldato e si arruola per andare in Irlanda. Quindi sicuramente deve aver posseduto dei libri, ma non è emerso nessun libro per adesso che possa essere riconducibile a Fletcher, diversamente da quello che accade ad esempio per Johnson, perché Johnson invece aveva il suo motto che scriveva nei libri, e addirittura se ne trovano copie multiple. Questo perché Johnson comprava i libri, ma diciamo era un alcolista funzionale, diciamo così, e quindi spendeva troppi soldi per i suoi vizi, allora si vendeva i libri e poi li ricomprava. Esatto. Certo. La registrazione. Se posso chiedere qual è il rapporto tra il teatro degli adulti e il teatro dei ragazzi, cioè quale spazio il teatro dei ragazzi offre a un autore come Fletcher, perché io so che i ragazzi recitavano le parti femminili nel periodo elisabettiano e giacobiano, cioè scrivere per i ragazzi che cosa offre a Fletcher a parte l'aspetto diciamo economico, cioè di maggior o minor reddito, cioè successo. Ma allora, nelle compagnie di attori adulti, sì, i ruoli femminili sono interpretati da adolescenti, diciamo, no? Poi si dice boy, però non è che sono proprio dei boys, sono diciamo dei teenager, sostanzialmente. Le compagnie, le boy companies, cioè le compagnie di bambini, vengono effettivamente, sono effettivamente bambini delle scuole, sono scuole corali di solito, e sono attive solo in due periodi. Nel caso di Fletcher, lui si scrive per i Children of Paul's, che sono attivi mi sembra dal 1600 al 1606, più o meno, potrei sbagliare di un anno così, e per i Children of the Queen's Rebels che sono attivi fino al 1608. Ma poi fanno arrabbiare Giacomo sostanzialmente e quindi la loro attività viene interrotta. Questi sono tutti bambini, quindi i bambini interpretano sia i ruoli maschili sia i ruoli femminili e godono di un prestigio sociale maggiore proprio perché sono legati alle scuole, hanno una preparazione musicale di solito più sviluppata e occupano i teatri al chiuso. Oddio, i Children of Paul's in realtà utilizzano un locale della cattedrale di St. Paul, mentre i Children of the Queen's Rebels usano il Blackfriars che ho fatto vedere prima. Il pubblico dei teatri al chiuso è tendenzialmente, anche se non si può generalizzare troppo, ma è tendenzialmente di classe sociale un po' più elevata, anche perché il prezzo di ammissione tra il teatro all'aperto e il teatro al chiuso è sensibilmente diverso. Quindi quello che offre, c'è da immaginare, però non è detto che sia così, c'è da immaginare che Beaumont e Fletcher, avendo una formazione più sofisticata, anche parzialmente universitaria, trovino l'idea di poter scrivere per le compagnie di attori bambini, che quindi hanno un repertorio un pochino più sofisticato, un pochino più radicale, all'inizio possa essere un po' più allettante. Dal punto di vista dei compensi, onestamente non saprei dire se ci fosse tanta differenza. Direi che però sicuramente, poiché loro scrivono per le compagnie di attori bambini all'inizio della carriera, saranno stati pagati probabilmente un po' meno rispetto a quando poi vanno a scrivere per i Kingsmen, che hanno tutta una struttura molto più solida, affermata, e possibilità economiche anche differenti. Quando poi Fletcher diventa il drammaturgo principale dei Kingsmen dopo la morte di Shakespeare, è verosimile che
abbiano stipulato una sorta di contratto, perché Fletcher non scrive più per nessun'altra compagnia, quindi in qualche modo devono averlo vincolato, dicendogli magari devi scrivere 3 drammi all'anno e noi ti diamo o tot per opera, oppure ti diamo tot a settimana o tot al mese, insomma. Ma questo ritratto che era nella prima slide, c'è un modo di andare alla prima senza fare tutto il giro, diciamo. Ecco, il ritratto, questo ritratto qui è l'unico ritratto di Fletcher in vita, è circa del 1620, quindi Fletcher è già il drammaturgo principale dei Kingsmen e chiaramente questo è un ritratto che mostra, insomma, Fletcher ha un vestito di un certo tipo e chiaramente il ritratto riflette il suo status anche economico, quindi insomma sicuramente la retribuzione è aumentata nel tempo. Allora, se non ci sono altri interventi, ringraziamo molto il professor Lovascio. Grazie a voi. Grazie molte. Come sapete poi fra non molto tempo ci sarà la possibilità di vedere di nuovo riprodotta questa relazione anche per chi non fosse stato presente. Vi dico che lunedì 20 gennaio, sempre alle ore 17, Francesca Faravelli, una genetista medica, ci parlerà di il codice segreto del DNA e la medicina di precisione. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie.